Bentornati a Screenshot, prima puntata della settimana. Oggi vogliamo tornare su un argomento che di questi tempi sembra essere passato in secondo piano, ovvero la guerra in Russia e Ucraina. Cercheremo di capire perché è passato in secondo piano, se è solo per una questione di politica. Perché volevo parlare oggi di questo tema? Perché domani il giornalista e scrittore Tony Capozzo presenterà il suo libro Balcania al Palapineta di Lignano alle 18:30 e questa è l'occasione giusta appunto per poter riflettere con lui su alcuni temi, perché questo libro, a 30 anni dalla guerra dei Balcani, di sicuro ha dei riflessi anche sul mondo di oggi, un po' come succede spesso, la storia ci insegna, insomma, che ci sono dei temi che non finiscono mai. Tony Capozzo, benvenuto alla nostra trasmissione, buonasera. Ciao Davide, buonasera a tutti gli spettatori. Allora, domani c'è questa presentazione di questo libro, sono 30 anni. Capozzo, lei è stata in prima linea, possiamo dire, su questo fronte dell'ex Jugoslavia. Questa guerra ci ha insegnato qualcosa nel mondo di oggi, oppure non ci ha insegnato nulla? Ora, se dobbiamo parlare dei leader, di coloro insomma, che decidono i destini del mondo, direi che la guerra di 30 anni fa ha insegnato davvero poco, come hanno insegnato davvero poco altre sfortunate avventure internazionali. Sembra che fatichiamo, che i nostri grandi leader fatichino a prendere le lezioni del passato, che rimangono vive solo sulla pelle e nella memoria di chi le ha sofferte. Io non ricordo negli ultimi 40 anni una guerra che abbia lasciato un mondo un po' migliore di quello che aveva trovato. L'illusione che le guerre risolvano i problemi è destinata a restare tale. Parlavo prima in regia, prima di entrare in trasmissione, dovevamo scegliere anche l'argomento di questa puntata, giustamente, con i nostri colleghi. Alla fine se abbiamo scelto questo titolo, magari quella guerra di cui nessuno più parla, parlo della guerra in Russia e Ucraina. Perché? Perché io leggendo i giornali di questi tempi, ma anche scorrendo direttamente internet, faccio fatica a ritrovare notizie in cui sia in primo piano quello che sta accadendo nel Donbass o appunto in Ucraina. Troppo concentrati sulla politica italiana e dimenticandoci che alla fine quel conflitto può cambiare il mondo? Ma direi che il fatto che la politica italiana la faccia da padrona è abbastanza naturale, persino normale, insomma in fondo sono le nostre vite quotidiane, è il futuro delle nostre comunità e quindi in questo non mi scandalizza. Mi colpisce di più il fatto che dopo una fortissima ondata emotiva dei primi mesi ci sia stata una specie di saturazione, cioè le notizie si ripresentano seguendo ormai un leitmotiv fisso che è una lentissima avanzata dei russi nel Donbass e una resistenza villaggio per villaggio degli ucraini, ma non ci sono eventi maggiori. Kiev è da tempo insomma, una città in qualche modo al sicuro, Odessa, l'altra grande città simbolo dell'Ucraina, è stata colpita qualche volta da bombardamenti, ma insomma non è anch'essa lontana dalla prima linea. A far notizia sono località minori e drammi per così dire minori. Un po' ci siamo abituati, anche questo non è poi così sorprendente. La guerra di 30 anni fa nei Balcani, il solo assedio di Sarajevo è durato 4 anni ed è a un'ora di volo dall'Italia, no? A 7-8 ore di auto. Ci siamo abituati, abbiamo convissuto per 4 anni con quel tremendo assedio, quindi non deve sorprenderci questo chiuso per ferie anche della nostra attenzione, dell'attenzione dell'informazione sulla guerra tra Russia e Ucraina. Certo che avendone parlato come di una guerra che può cambiare i destini del mondo e che può rappresentare la miccia di un conflitto mondiale, questa disattenzione festiva, ferragostana
insomma resta un po' sorprendente. Ecco, immagino che Putin volesse fare una guerra, immaginiamo, insomma, siamo tutti convinti che Putin pensasse una guerra lampo, dall'altra parte Zelensky volesse più una guerra, insomma, un coinvolgimento maggiore da parte della NATO. Come potrebbe finire questo conflitto? Nessuno ha la guerra alla sfera di cristallo, però le chiedo un parere a lei, visto che ne ha viste, insomma, ecco. Se vincesse il buonsenso dovrebbe finire presto perché c'è una soluzione che può sembrare melanconica, ma insomma è pragmatica, a portata di mano. La Russia ha preso il Donbass, su cui da tempo l'Ucraina aveva perso la sovranità effettiva, era dal 2014 che Kiev non governava sulle repubblichette secessioniste e sulla Crimea. La Russia ha allargato i territori sotto controllo dei secessionisti da Kiev. Kiev ha salvato la propria capitale, la propria autonomia, la propria indipendenza, il proprio governo, ha salvato con Odessa lo sbocco sul Mar Nero, ha dato prova al mondo di essere capace di una forte resistenza davanti a un avversario molto più forte e ha stabilito un'intensa rete di alleanze che torneranno utili nel momento decisivo e nel momento della ricostruzione. Credo che un'uscita negoziale, non voglio parlare di pace, che la pace richiede strette di mano, abbracci e addio alle armi, ma un cessate il fuoco, un armistizio per così dire, potrebbe essere a portata di mano e consentirebbe a entrambi, come deve avvenire nei negoziati, di cantare vittoria davanti alle rispettive opinioni pubbliche e di leccarsi le ferite. È stata una guerra costosissima, anche innanzitutto in termini di vite umane, per una parte e per l'altra. Quindi verrebbe da dire che la chiusura è a portata di mano. Contano altre cose naturalmente, contano ad esempio dei fattori che non dovrebbero contare. Penso alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno investito molto in questo conflitto e non ne possono uscire acciaccati. Conta naturalmente anche il prestigio personale, per così dire, di Putin, che guida un regime autoritario e non può accontentarsi di una vittoria minuscola, no? Ma il buon senso, ripeto, manca forse la figura del grande negoziatore Erdogan, per quanto il leader turco Erdogan, per quanto diciamo poco credibile come uomo di pace, uno che sta bombardando i curdi in Siria, ha però l'abilità, è riuscito finora a far siglare quell'accordo sul grano. Conta moltissimo però l'assenza di un negoziatore più credibile, che avrebbe potuto essere forse l'Unione Europea, se l'Unione Europea non si fosse schierata anche nei termini militari in modo così diretto e in modo così evidente, insomma. Ecco, e secondo lei gli Stati Uniti invece che ruolo stanno giocando in questo momento? Ma non mi sembra, no, appena stanziato un altro $1 miliardo in aiuti militari, cioè, mi sembrano che nella sostanza in questo momento stiano gettando benzina sul fuoco, non una coperta. Hanno degli interessi nel farlo, no? E da un lato fiaccare, logorare l'avversario Putin, tastare il polso al nemico numero uno, la Cina. Gli Stati Uniti possono vantare in questo momento una vittoria sul piano dell'immagine con il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan, sì, contro il quale la Cina ha protestato vigorosamente, ma Pelosi ci è riuscita. È stato un gigantesco spot elettorale naturalmente per i democratici in vista delle elezioni di midterm, e anche il successo personale della Pelosi, e la Cina
per il momento si è rivelata, le sue minacce si sono rivelate delle minacce di carta, per così dire, no? Ora, gli Stati Uniti in questo momento non mi sembrano esattamente una potenza interessata a consolidare degli equilibri, ma sta cercando degli equilibri in un nuovo ordine mondiale che la vedono più forte, quasi giocatore unico, insomma, della partita. Col senno Non mi di poi... sembra che gli Stati Uniti puntino alla pace, insomma. Col senno di poi, Capozzo, l'invio delle armi da parte della stessa anche Italia e poi le sanzioni nei confronti degli oligarchi sono state giuste o sbagliate? Parliamo di col senno di poi, 6 mesi dopo. Guarda, possiamo fare col senno di 6 mesi dopo. E il senno di 6 mesi dopo, secondo me, dice che le sanzioni finora hanno creato più problemi a chi sanziona, cioè noi, che a chi è sanzionato. La Russia finora, non sappiamo cosa sarà fra un anno, ma finora sembra essersela cavata meglio di quanto non sia successo a noi e di quanto ci può succedere nell'autunno, quando il fabbisogno energetico è destinato a crescere con il riscaldamento richiesto dall'inverno europeo. E per quanto riguarda l'invio delle armi, io credo che ovviamente fosse un diritto di Kiev difenderlo, che fosse giusto per chi condivide questo diritto aiutarli a difendersi. Penso che l'Italia avrebbe potuto, mentre altri armavano, avrebbe potuto ricavarsi un ruolo di pura mediazione solidale nelle parole, nello spirito, ma che le consentisse di sedersi a un tavolo come grande mediatore. Non è stato fatto, non credo che le armi italiane siano state decisive, e anche il discorso degli armamenti credo che in questo momento denuncia il suo respiro corto quanto a strategia. Bene, le armi sono servite a consentire agli ucraini di difendere la propria capitale, di difendersi fino a un certo punto. Basteranno per riconquistare il Donbass? Non credo. Quindi c'è da chiedersi se non è meglio in questo momento investire in diplomazia, aiutare l'Ucraina a uscire a testa alta da questo conflitto. Allora, Capozzo, separiamo per alcuni secondi di pubblicità, ci ritroveremo e parleremo anche di questo suo libro, Balcania, e cercheremo di capire che messaggio vuole lasciare con questo suo libro. Pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot, parliamo della guerra russo-ucraina perché si fa un gran parlare della politica nostrana in questi giorni per le elezioni che ci saranno per il 25 settembre, forse ci siamo dimenticati che c'è un conflitto che potrebbe avere maggiori riflessi anche sulla nostra politica e sulle nostre vite future. Con Tony Capozzo in collegamento con noi perché domani sarà a Lignano Pineta a presentare il suo libro Balcania. E magari ce lo può dire anche che tipo di messaggio vuole lasciare con questo libro e che cosa racconta esattamente. No, non voglio lasciare nessun messaggio particolare, voglio ricordare una guerra che è dimenticata, di cui allora ci accorgemmo tardi e male. Voglio ricordare che l'assedio di Sarajevo, il momento chiave di un decennio di guerre balcaniche, è durato 4 anni. Sarajevo è a 8 ore d'auto dal Friuli, cioè non è in capo al mondo. Allora ce ne accorgemmo poco e male, un po' perché l'Italia era attraversata da momenti drammatici, erano gli anni di Mani Pulite, erano gli anni degli attentati a Falcone e Borsellino, un po' perché era una guerra difficile da capire e noi la guardavamo sempre come la Jugo, e ci sfuggivano sotto la coperta della figura del maresciallo Tito, ci sfuggivano le differenze profonde che esistevano tra varie parti del paese, dai laboriosi sloveni
al mosaico complicato della Bosnia, ai serbi che esercitavano un controllo sull'apparato centrale e sull'esercito federale, insomma era dietro l'apparente sonnolenta quiete della Jugoslavia che conoscevamo, era un ribollire di tensioni tanto più forte quanto erano sotterranee e nascoste. Quando è scoppiato tutto come in un deposito d'armi, no? Tra l'altro le armi lì non mancavano. La Bosnia nei piani della Jugoslavia era il luogo in cui ci sarebbe dovuta essere una seconda resistenza se l'Unione Sovietica avesse pensato di fare quello che aveva fatto in Ungheria e quello che aveva fatto nell'allora Cecoslovacchia. È stata una guerra che non abbiamo capito perché non capivamo chi erano i buoni e chi erano i cattivi, e chi era di destra e chi era di sinistra. Noi in genere per fare il brutto mestiere dei tifosi, il mestiere vero che bisogna fare durante una guerra è quello della solidarietà e della pietà, insomma. Ma per fare il mestiere dei tifosi dobbiamo capire da che parte stare, e lì non si sapeva bene da che parte stare. Il giornalismo italiano, al contrario di tante altre volte, secondo me fece un lavoro buono, raccontò, voglio ricordare solo i nomi di Ota, D'Alessandro, i 3 colleghi della RAI che rimasero uccisi a Mostar. Il giornalismo italiano fece un buon lavoro, in buona sostanza però inutile. Raccontare quell'assedio di Sarajevo non smuoveva le coscienze, non smuoveva, ci volle, insomma, alla fine di tutto Clinton per rompere l'assedio di Sarajevo. Le Nazioni Unite e i caschi blu non facevano altro che far sopravvivere, insomma, goccia a goccia una città stremata, e qualche volta assistere a orrori come quello di Srebrenica. Ricordo più di 7.000 persone uccise a sangue freddo praticamente. Un decennio che si è concluso poi con i bombardamenti della NATO su Belgrado. Io ero lì, posso testimoniarvi che le bombe della NATO non sono più umanitarie delle bombe dei russi o delle bombe degli ucraini o delle bombe di qualunque altra parte in conflitto. Morirono anche allora civili, morirono innocenti, morirono persone che non vestivano una divisa, e solo che erano i nostri crimini di guerra, per i quali, voglio solo ricordare, stiamo parlando in una televisione libera, voglio solo ricordare i 17 morti nel bombardamento della televisione pubblica di Belgrado. Era la televisione comandata da Milosevic, ma erano gli impiegati, i tecnici che morirono quella notte, erano innocenti, erano dei semplici lavoratori, e una televisione non dovrebbe essere mai un obiettivo militare, l'obiettivo di un bombardamento. Non c'è mai stato nessun processo. Questo per ricordare che spesso nel giudicare i conflitti abbiamo morali sussultanti, insomma, qualche volta ci scandalizziamo e qualche altra volta no, e giriamo pagina. Lei ha raccontato giustamente il ruolo dei giornalisti, anche quelli che purtroppo i colleghi che sono rimasti uccisi. Lei ha avuto paura con i tanti fronti che aveva anche affrontato, perché non è stato l'unico, ovviamente, quello dei Balcani. Ha mai avuto paura? No, sempre. Guarda, penso che aver paura è una cosa. Quando ero ragazzino crescevamo a forza di film western, di fumetti, con l'idea che che un vero uomo non dovesse provare paura. In guerra ho imparato che non solo non si deve nascondere la paura, ma è importante provarla, perché altrimenti uno se la va proprio a cercare. Già, insomma, andare a raccontare un conflitto da vicino è una scelta rischiosa, che viene fatta per passione, per la voglia di capire quello che sta succedendo. Ma provare paura non è vergogna. Anche il coraggio, se non c'è la paura, il coraggio è una cosa troppo facile. Il coraggio deve venire proprio cercando, io non dico di vincere la paura, ma evitare che si trasformi in panico, insomma, che ti consenta di restare lucido, di capire da che parte bisogna andare, da che cosa bisogna guardarsi, quando restare fermi, quando andare via. Insomma, sono cose che si imparano sul terreno,
ci vuole naturalmente sempre una buona dose di fortuna, ma guai a non avere paura. 30 anni dopo cosa è rimasto di quel paese che lei ha detto che prima o poi sarebbe esploso come una polveriera? Cosa è rimasto? Com'è cambiato? È tornato in quei posti recentemente? Beh, è un po' una malinconia perché le ferite, diciamo, evidenti sono meno evidenti, soprattutto nelle città, si è ricostruito, ci sono vetrine scintillanti, insomma, dove c'erano delle macerie. Le ferite però restano nei cuori delle persone, no? E resta l'idea che è una pace imposta dall'alto, che non è una vera riconciliazione, che forse obbligare la gente a vivere insieme, certe volte un buon divorzio è meglio di un pessimo matrimonio, insomma. Obbligare la gente a vivere insieme rischia solo di moltiplicare nel tempo, rendere eterne le antipatie, le ostilità. Così la Bosnia oggi è uno stato inventato. Credo che questo è l'insegnamento, che le guerre, in particolare quelle civili, hanno dei tempi di guarigione incredibilmente lunghi. Non è come noi abbiamo nella memoria delle nostre famiglie la seconda guerra mondiale, con i lutti, le distruzioni che ha lasciato. Però il giorno dopo era già ricostruzione, era già boom economico, i tedeschi che avevano occupato, da alleati erano diventati nemici, avevano occupato persino il nostro Friuli, era l'Adriatische Kusterland, gli americani e gli inglesi che avevano bombardato le nostre città, erano tutti a fare i turisti in un'Italia che riprendeva a vivere, cioè si girava veramente pagina. Le guerre civili non sono così, le macerie restano nell'anima delle persone, nella memoria, e nelle scuole poi ogni parte insegna la storia a modo suo e questo consegna gli odi come un'eredità alle generazioni che vengono dopo. Senza fare nomi e cognomi, senza citare, perché ovviamente siamo in par condicio, direttamente i nostri leader, lei aveva detto a inizio puntata che 30 anni dopo sembra che non abbiamo, e i nostri leader non hanno capito molto di quello che è accaduto 30 anni fa. Sono pronti chi dovrebbe comandare la politica italiana da qui al prossimo mese a avere una visione internazionale tra tutti quelli che si sono presentati? Che si stanno presentando? Mi pare che c'è un solo elemento che nessuno mette in discussione, che è la disciplina della NATO. Io credo che possiamo essere parte dell'alleanza occidentale e anche della NATO senza per questo rinunciare ad avere dei dubbi, rinunciare a fare delle critiche, rinunciare a scavare delle posizioni più consone alla tradizione italiana. Siamo sempre stati con gli Andreotti, con gli Aldo Moro, con i Craxi, siamo sempre stati un paese delle mediazioni, capace di essere amico di palestinesi e israeliani assieme, di essere fedele alleato degli americani e però costruire le automobili in Unione Sovietica. Io credo che l'Italia questo, pur fedele al sistema di alleanze occidentali, questo ruolo dovrebbe cercare di riempire. Purtroppo abbiamo una classe politica che nel suo complesso sembra aver dimenticato questa lezione. Io la ringrazio Capozzo per essere intervenuto nella nostra trasmissione, le auguro una buona giornata, una buona serata, in bocca al lupo anche per domani per la presentazione di questo libro, lo ricordo, 18:30, Balcania, al Palapineta di Lignano, appunto, Pineta, per incontro col vino e con l'autore. Grazie mille. Grazie. Un saluto, Grazie, un saluto anche a voi cari telespettatori, domani torna come sempre, solito orario 19:45, Screenshot. Grazie, arrivederci.